Attenzione oggi! Albi non ci faccia caso, quello che è scappato dal manicomio di Montemagno è scappato. La garra, la voglia di fare bene, di confermarsi, di risalire in questo mercoledì nel bel mezzo di un percorso utile per tutte le squadre. Amici di Sportisti Liceo da Salvo Geraci, benvenuti alla Santissima Trinità di Geraci Siculo nel Borgo delle Madonie. Super Giovane Castelbuono Casteldaccia, l'andata degli ottavi di finale della Coppa di Eccellenza Siciliana, primo tour de force della stagione con 3 gare in 7 giorni. La scorsa domenica la seconda di campionato, domenica prossima c'è la terza, oggi invece le migliori 16 del tabellone della competizione di categoria. Castelbuono e Casteldaccia iniziano ad affrontarsi da qui con morali diversi. Super Giovane ancora imbattuta in stagione, ha superato il Geraci ai 16esimi, adesso si misura per la prima volta con una squadra che l'eccellenza l'ha già fatta, il Casteldaccia, che rispetto all'anno scorso i 16esimi li ha superati contro l'Aspra, ma in campionato viene da 2 KO di fila. Le due formazioni, Super Giovane Castelbuono in maglia e pantaloncini gialli con il 3-5-2 di Angelo Bognani, 5 cambi rispetto allo 0-0 contro la Folgore Castelvetrano. Manca Torres Martinez, grande assente di questo pomeriggio, assente anche Garofalo assieme a Santino Pappalardo. Fagone in porta, in difesa da destra verso sinistra Mazzola, Arenoso e Ferrarese. A centrocampo Darling Suarez, una delle novità di mercato, assieme a Jantus Russo, Riccardo Pappalardo e Grandis compone la linea a 5 di centrocampo. Il tandem offensivo è composto da Pardo e Diachite, a disposizione Fernandez per la porta, poi Guarnieri, Marrone, Belecco, De Nadal, Dispensa, Franchelli, Pennisi e Todaro. Risponde il Casteldaccia in maglia e pantaloncini granata, il 4-3-2-1 di Marco Mineo, grandi assenze come quelle di Megna e Velardi assieme a Prestigiacomo non al meglio. In difesa Ficarra, Bertolino, Monforte e Spampinato assieme a Marra a comporre la difesa. Marra che sostituisce Cascione in porta oggi. A centrocampo Gambino, Bisogno e Messina, Alfano e Fuschi dietro l'unica punta, Sferruzza. A disposizione, oltre appunto a Cascione per la porta, ci sono Prestigiacomo se corrono al meglio, poi Armanio Abate, Cardinale, Monti, il bomber della squadra di Mineo, poi Scarpinato, Agnello e Presti Filippo. L'arbitro è Federico Di Carlo della sezione di Palermo, assistito da Marco Saia e Pietro Fardella, anche loro di Palermo. Match iniziato da una trentina di secondi, quindi tutti comodi alla Santissima Trinità. Si fanno rotolare i primi palloni di questo mercoledì di Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. Le altre gare ovviamente in contemporanea. Per quanto riguarda il girone A, in campo Don Carlo Misilmeri e Athletic Palermo c'è anche il derby tra Mazzara e Fulgatore, partita che tra l'altro in campionato si è giocata nella scorsa domenica, e poi Unitas Sciacca Pro Favara. Coppa di Eccellenza Siciliana che al solito si divide tra girone A e girone B come se fossero dei quarti di finale. All'interno del girone A uno scontro intergirone avviene soltanto nella finale. Per esempio l'anno scorso ci fu quella tra Acragas e Igea, stravinta dalla formazione messinese per 4-0. Rimessa laterale per il Casteldaccia, che rispetto allo scorso match contro la Nissa ha perso 1-0 in casa, ha cambiato 6 uomini, difesa praticamente confermata, il centrocampo è totalmente cambiato con Gambino, Bisogno e Messina. Mineo ha giocato con il trequartista contro la Nissa, ovvero Cardinale, oggi ne mette 2 dietro l'unica punta, ovvero Alfano e Fuschi. Confermato Sferruzza, Monti parte dalla panchina, lui che è restato a secco contro la Nissa, mentre con l'Aspra in Coppa ha segnato sia all'andata che al ritorno. Il passaggio di Darling Suarez lungo la fascia destra, uno degli ultimissimi arrivati in casa Super Giovane Castelbuono. Ultime ore di mercato molto frenetiche, con l'arrivo di tantissimi giovani, soprattutto sulla fascia di destra.
Uno di questi è appunto Darling Suarez, spagnolo classe 2004. In panchina c'è anche De Nadal. È abbastanza comprensibile il turnover da parte di entrambe le squadre, dato che l'obiettivo primario di queste due società, Supergiovane e Casteldaccia, è quello di salvarsi in campionato. L'anno scorso il Casteldaccia ha disputato per la prima volta nella sua giovane storia il campionato di eccellenza, tra l'altro scommettendo su Marco Mineo in panchina. Anche lui ha debuttato l'anno scorso in categoria. Supergiovane Castelbuono che invece in eccellenza ci è arrivata tramite la vittoria della Coppa Italia di promozione siciliana l'anno scorso, la vittoria per 5-3 dopo i calci di rigore a Modica contro il Motta, oggi FC Mister Bianco. In campionato la Supergiovane perse la semifinale playoff nel girone B di promozione ai supplementari contro il Lascari Cefalù. Darling Suarez si mette proprio in evidenza adesso, Spampinato ci pensa lui a mandarla via. C'è una posizione di fuorigioco però per far andare il Casteldaccia in proiezione offensiva. Allora nuovo possesso Supergiovane con Grandis. Tiantus non passa questo pallone e allora la proposta di Russo finisce direttamente sul fondo. Oggi gioca lui mediana, Iantus è comunque titolare, si sposta verso la fascia di destra, fa l'interno l'ex Milazzo. Chance comunque data al classe 2005 ex Parmonval alla prima stagionale da titolare. Dicevamo della grande assenza oggi, quella di Santiago Torres Martinez, il bomber della Supergiovane, che ha segnato già 4 gol tra campionato e coppa. Supergiovane Castelbuono che lo fa riposare in vista della sfida di domenica contro l'Accademia Trapani. Iantus lotta Russo, il pallone di Diachite, Russo di prima a far muovere Pardo, pallone sul fondo, già le prime trame del pomeriggio con l'inserimento di Giulio Pardo. Anche lui ha avuto un inizio di stagione abbastanza positivo, 2 gol da subentrato. Oggi la chance dal primo minuto, eccolo qui, ancora Giulio Pardo, fermato regolarmente da Matteo Bisogno, pallone girato in fascia da Alfano, si lamenta di regolarità, viene fischiata da parte dell'arbitro, c'è un colpo col braccio da parte del classe 2004 Alfano. Tanto c'è il vantaggio dell'Athletic Palermo in casa della Don Carlo Misilmeri, il gol dell'ex Luigi Mendola al 7° minuto. Misilmeri 0, Athletic 1. Colpo di testa a fermare tutto da parte di Iantus. E altra rimessa laterale, il Casteldaccia si avvicina verso l'area di rigore della Supergiovane Castelbuono. Rimessa lunga da parte di Spampinato, servizio dietro, si lamenta un tocco con la mano da parte di Bisogno, pallone che scorre fuori. Ancora Spampinato a cercare Sferruzza, spalla alla porta, non la aggancia benissimo ma è ancora sua. Un po' ostacolato dalla linea difensiva della Supergiovane e allora c'è calcio d'angolo per la squadra di Mineo. Battuto corto, si va subito con Gambino, pallone basso, la presa da parte di Salvatore Fagone.
portiere evergreen della super giovane Castelbuono, tornato a vestire la maglia di questo paese dopo 7 anni. Tra l'altro venerdì scorso ha fatto 39 anni, assoluta garanzia in porta. A proposito della porta della super giovane Castelbuono, c'è la prima convocazione oggi per Joaquín Fernández in panchina, con man mano che non è stato convocato, ma rimane comunque la classe 2006 a fare parte della squadra di Angelo Bognanni. Non tantissima gente qui oggi al Santissima Trinità di Geraci Siculo, dato il giorno lavorativo, siamo a mercoledì, abbastanza prevedibile. Si gioca in questo stadio per l'indisponibilità del Luigi Failla. In questo periodo c'è l'installazione del manto in erba sintetica nello stadio storico della squadra del comune di Castelbuono. Bisogno a apertura, esce Fagone, la prende l'ex Mazzarrone a lanciare subitissimo Pardo, pallone però impreciso della classe 84. Tanta corsa da parte di Giulio Pardo. Riccardo Pappalardo sempre verso Pardo, si mette davanti a lui Bertolino che finta il rilancio, infatti Pardo un po' ci casca. Il rilancio di Bertolino verso l'interno del campo, colpo di testa di Russo, l'aggancio ancora da parte della mediana della super giovane Castelbuono, possesso che si perde e allora Spampinato, il passaggio anch'esso impreciso, bisogno arrivato dal Marineo, il mediano che oggi prende il posto di Presti Filippo. Spampinato cerca Sferruzza di prima verso la zona di Alfano, il recupero di Darlin Suarez che già sta mostrando tanta personalità. Il servizio dello spagnolo verso Diakité, esce Marra, la presa del portiere del Casteldaccia con la casacca addosso, casacca grigia su maglia verde fluo, probabilmente per richiesta della terna arbitrale. Potrebbe confondersi facilmente con le maglie dei giocatori di movimento della super giovane Castelbuono. Punizione Casteldaccia, la batte Monforte, il capitano dei Granata. Darlin Suarez, lotta Sferruzza, fallo della super giovane con Mazzola che è stato ammonito. Primo giallo del pomeriggio per il classe 2006. Diverse indicazioni da parte di Bognanni ai suoi per difendere questa punizione. C'è Alfano a battere con Russo e Suarez a comporre la barriera 2 dei Nero Oro, finita di sistemare adesso da Fagone. Parte Alfano, pallone altissimo verso il secondo palo, colpo di testa in mezzo, Fagone respinge e allontana Iantus, primo spunto con una possibile occasione da gol per il Casteldaccia. Marra, corto da Bertolino,
uno dei diversi ex in campo, anche se la maggior parte di loro non hanno giocato con la maglia della Super Giovane Castelbuono, ma con la maglia della Polisportiva Castelbuono o anche della Polisportiva Castelbuonese. Insomma, nella storia del calcio siciliano ce ne sono state diverse squadre a Castelbuono anche nello stesso periodo storico. Per esempio lo stesso Bertolino giocò nella Polisportiva Castelbuono nella stagione 15-16, sempre in eccellenza, fece il titolare in quell'annata, collezionò 28 presenze in quel campionato. Ferrarese, storia particolare la sua, perché è arrivato in Italia al Geraci, ha giocato in Coppa contro la Super Giovane ha vinto 3-0, anche paradossalmente grazie a lui, perché realizzò l'autogol dello 0-3 da quella partita. Super Giovane lo ha preso, ma ovviamente per la sua prestazione nel corso di quella partita. L'attacco di Diakite, falloso su Bertolino, calcio di punizione per i Granata di Mineo. Spampinato, sale vuole Alfano, pallone spazzato in tribuna da Suarez. Spampinato, fermato Sferruzza con qualche trattenuta ovviamente regolare. Sferruzza continua a lottare invece, se la va a prendere nella zona della bandierina, cross in mezzo, colpo di testa in tuffo a levar via da parte della Super Giovane, lanciato Diallo Diakite, appoggio di testa di Bertolino per Marra. Debutto da titolare per Diallo Diakite, anche lui classe 2004 della Super Giovane Castelbuono, che oggi prende il posto di Beleco in panchina insieme a diversi titolari come Franchelli, Pennisi, Marrone. Per quanto riguarda invece i giocatori del Casteldaccia, che di solito sono titolari ma oggi in panchina, c'è per esempio Abate, Cardinale, abbiamo citato prima, Monti, Presti Filippo e anche in porta Cascione. Bisogno da fuori, pallone che si alza troppo, decolla sopra la porta di Fagoni. Portapalla Felipe Ferrarese, poggia Russo. Jantus, tanta qualità in mezzo al campo da parte sua. Mazzola, Arenoso, decide di andare avanti Jantus, allora gira nella zona coperta da Grandis, l'aggancio voluto da Fuschi, pallone che però finisce nella panchina della Super Giovane, che adesso batte questa rimessa. Grandis per Jantus. Mazzola sale un po', Russo fermato inizialmente da Messina, poi Russo ha modo di allargare. Allora il cross di Grandis, deviato, c'è Diakite, Marra la lascia scorrere fuori. Arbitro che ha segnato il calcio d'angolo alla Super Giovane. Si propone per la battuta corta Russo, infatti riceve l'ex Parma, vale il cross in mezzo. C'era Mazzola che stava andando a calciare, poi il tiro da fuori di Darwin Suarez, finisce larghissimo, finisce un po' mezzo all'erba ridotta male sotto gli alberi dietro la porta, in questo momento difesa da Simone Marra.
Giù Sferruzza. Calcio di punizione, lui sì che è un ex vero e proprio della partita, dato che Castelbuono giocò con la maglia della Super Giovane nell'annata promozione stoppata dal Covid, 2 gol con la stagione 2021. Alla battuta bisogno lancio lunghissimo verso la fascia, voleva la corsa di Fuschi, pallone fuori. Sono gelati, tutto gelato dalle 10 di mattina alle 2 di notte, verso il 20° alla Trinità. Mazziola. Questo è il quarto precedente tra queste due squadre, con i 3 tutti vinti dal Casteldaccia, tutte e 3 le partite giocate nella girone A di promozione. Sia nella stagione 2021 e poi le gare di andata e ritorno della stagione 21-22. Nella stagione 2021 il Casteldaccia vinse a Castelbuono 2-1 grazie ai gol di Megna su rigore e Ribaudo. Per il Castelbuono segnò la Bua. Poi nell'annata 21-22 un'altra vittoria esterna del Casteldaccia di misura sempre con Megna, tra l'altro giocatore storico della squadra sin dai tempi della sua fondazione, ovvero il cambio di denominazione da Sant'Anna a Casteldaccia, e poi la vittoria in casa del Casteldaccia per 2-1 con i gol di Abate e Lapi contro la rete castelbuonese di Rosone. Questa qui invece sarà la prima delle 4 partite stagionali in cui le due squadre si affronteranno. Ricordiamo che questo è l'8° d'andata della Coppa di Eccellenza siciliana, gara di ritorno che si giocherà tra 2 settimane, ovvero il 4 ottobre alla Fiorilli, quindi più vicino alla città di Palermo, provincia di entrambe le squadre. Mentre per quanto riguarda la gara d'andata in campionato non bisognerà aspettare moltissimo, dato che si giocherà il 22 di ottobre, gara di ritorno invece programmata per il 18 febbraio del 2024. Chissà quante cose cambieranno da qui al girone di ritorno. Tanto il recupero pericoloso del Casteldaccia, Alfano non si capisce con Sferruzza. Movimenti di entrambi non sono stati connessi nella maniera migliore, tanto il recupero di Riccardo Poppalardo dietro Suarez e il Castelbuono riparte. La squadra di Bognani ha tenuto di più il pallone, ma a rendersi pericoloso maggiormente è stato il Casteldaccia, anche se occasioni da gol vere e proprie non ce ne sono stati. Questa prima metà di match Ferrarese approfitta anche del secondo scivolamento di Fuschi. Ancora il brasiliano dietro da Vincenzo Mazziola, larga da Darwin Suarez, si muove Jantus che viene colpito proprio da Suarez. Lo spagnolo chiede scusa per aver preso il compagno invece di indirizzare nella maniera corretta il pallone. Si continua a lottare, Suarez sale in mezzo a 3 e conquista il calcio di punizione, accennato un destro-sinistro.
Poi il fischio di Carlo. Rimasto a terra Jantus. Tutto ok per il centrocampista della Super Giovane. Al suo destro questa punizione oppure il sinistro di Arenoso. È un passaggio in realtà per Darwin Suarez, cross basso, c'era Ferraresi pronto al tiro verso il primo palo, la presa di Marra che interrompe le tensioni in casa Casteldaccia. Vicino al gol Felipe Ferraresi sul primo palo. Colpo di testa di Bertolino. Pallone che adesso arriva nella zona di Ficarra. L'attacco di Pardo. Pallone che finisce fuori. Poi qualche fuoco acceso, un po' troppo tra i due. Normalmente rimessa laterale per i Granata. Prese tutte le distanze del caso. Il colpo di testa ancora di Ferraresi alla fine far avanzare di poco il Casteldaccia alla battuta della rimessa. Di testa Grandis, lotta in mezzo al campo Gambino, riesce a recuperare senza fallo. Ficarra evita la scivolata di Pardo, poi Antus recupera ma il pallone è uscito. Si alza un po' di vento qui a Geraci Siculo, accenni di autunno che si fanno sentire. Lanciato di Achite, chiusura di Monforte, stavolta è la Super Giovane a salire. Grandis si stava proponendo Pardo, poi è arrivato Russo, ma il Casteldaccia riprende subito. Sferruzza, prima di lui Arenoso che chiude in scivolata. Messina non la prende, Ferraresi spazza, Pardo, attacco di Ficarra, pallone recuperato da Bisogno, spampinato verso l'interno del passaggio per Gambino, pallone largo, messo basso da Alfano, allontanato dalla Super Giovane. Spampinato verso Sferruzza, Mazzola chiude, poi stava andando a tirare Gambino, non ha potuto colpire il pallone. Diachite, chiusura ancora da parte di Monforte. Sia lui che Bertolino compongono una coppia di difensori centrali abbastanza rocciosa, entrambi molto esperti.
Arenoso schierato centralmente in difesa, si muove un po' da mediano, leggermente più in avanti rispetto ai due braccetti. Mazzola da una parte e Ferrarese dall'altra. Il rinvio di Marra, Pardo contro Ficarra, vince il terzino del Casteldaccia. Sbaglia il passaggio però Bertolino, Monforte l'alza e rimessa. Intanto c'è un cambio nella super giovane Castelbuono, esce Mazzola, richiamato da Bognanni. Al suo posto entra Pennisi, uno che di solito fa il titolare. Dunque primo cambio al 29esimo, l'uscita di Mazzola per Tancredi Pennisi. Anche lui ha avuto un inizio di stagione abbastanza positivo con 2 gol. Tra l'altro al debutto e poi alla prima giornata contro il Fulgatore in quel 5-0 in trasferta, al debutto storico della super giovane in eccellenza. Battuta lunga di testa Bertolino, altra rimessa, si gioca così in questa fase. Giantus cambia tutto nella zona di Suarez, lo stop allarga nella zona di Riccardo Pappalardo, ancora Suarez in mezzo sempre a 3, Pappalardo, il cross da parte sua, colpo di testa sfiorato da Diakité. Ancora una volta la super giovane a un passo dall'impatto pericoloso con il pallone, posizioni pericolose sia da parte di Ferrarese prima che di Diakité poco fa. Pappalardo non punta la porta, cross a rientrare, morbido, allontanato facilmente di testa. Giantus giocata, allarga tutto da Suarez, si allarga Ferrarese, riceve adesso il brasiliano, non viene chiuso da Spampinato, ancora viva, ancora Felipe Ferrarese che riesce nel cross di Achite, stacca vicino Marra. In difficoltà il Casteldaccia, la super giovane si prende un altro calcio di punizione immediatamente battuto. Grandis, Pappalardo supera Gambino, pallone in avanti, Pardo allarga, c'è il cross in mezzo di Achite, non ci arriva poi Arlis Suarez sul secondo palo, grande chance a coronare un debutto abbastanza positivo. Nel frattempo il pareggio della Don Carlo Misilmeri contro l'Athletic Palermo, il gol di Raimondo Lucera. Uno a uno quindi all'Alolisio. Qui al Trinità, super giovane Castelbuono vicino al vantaggio con Suarez. Giantus, stava arrivando Gambino, nulla da fare, Suarez verso l'interno, passaggio tra le linee, Pardo se la stava sistemando per andare poi a calciare verso la porta di Marra, fermato sul più bello. E allora il Casteldaccia che di conseguenza spazio, Fuschi non passa con l'intervento regolarissimo da parte di Federico Arenoso. Pappalardo potrebbe allargare nella zona di Suarez, vantaggio Pro Favara a Sciacca contro l'Unitas, il gol di Retucci, 1-0. Rimane sullo 0-0 invece la sfida tra Mazzara e Fulgatore, assieme ovviamente a quella di Geraci tra super giovane e Casteldaccia. Pardo, aggancio non perfetto, il recupero da parte di Ficarra, il passaggio
per i compagni. Bisogno, lancia Sferruzza, non esce Fagone. Sferruzza, sterzata, guadagna la rimessa dal fondo. La super giovane sembrava quasi esserci un tocco avversario per concedere l'angolo. Jantus, Pappalardo chiama il pallone, Ferrarese avanza, Ferrarese allarga da Suarez, Pappalardo verso l'interno, pallone per Jantus che si gira con tantissima facilità. Arenoso, Jantus pressato da Alfano, scambia alla fine con Russo, ancora Jantus, Ferrarese, l'attacco di Gambino, l'anticipo alla grande di Messina, avanza il Casteldaccia, spazio per Sferruzza, davanti Fagone, Sferruzza, la risposta di Fagone, ancora Sferruzza, non può calciare, la deviazione in angolo del portiere della super giovane. Anche il Casteldaccia, la sua grande chance con Giovanni Sferruzza, che probabilmente poteva calciare meglio nel primo tentativo a suo favore. Fagone ci ha messo del suo tramite la sua esperienza. Angolo per il Granata. Ancora non si può andare, che scrazio in mezzo all'area di rigore tra due giocatori, Ferrarese e Monforte. L'arbitro dice basta, se no scatta il cartellino. Calcio d'angolo di Gambino, secondo palo, con Sferruzza che ha tentato il colpo di testa dal centro dell'area. Poi Fuschi cerca di guadagnare un altro calcio d'angolo, ci riesce. E allora altra battuta per Gambino, lui che è arrivato dalla terza categoria, dal FADA, classe 2005. Oggi maggiore spazio per lui dal primo minuto. Dopo qualche minuto contro la Nissa, cross in mezzo, pallone che arriva dall'altro lato, preso da Fuschi contro Ferrarese, proposta sul primo palo, allontana Grandis. E nuova rimessa per il Casteldaccia, stavolta con Spampinato. Battuta lunga, allontana la super giovane, ma c'è il possesso da parte di Fuschi, l'alzata oltre la traversa di Fagone, che non è contento con i suoi dopo aver concesso questa opportunità. Lancio lungo di Arenoso, di testa Bertolino, il pallone viene preso comunque dalla super giovane con Grandis. Sferruzza, nessun fallo. Pappalardo, passaggio sbagliato, c'è Monforte. Arenoso, la profondità, cross di Achite, stop di petto, non completo, allora bisogno riparte da Ficarra. Sulla traiettoria però ci sono i giocatori della super giovane, Casteldaccia in difficoltà, lamenta un fallo Bertolino, infatti sì, c'è il calcio di punizione
Punizione per il Casteldaccia con la battuta di Simone Marra. Di testa Grandis, spallata di Sferruzza che prende il possesso. Sferruzza attaccato tantissimo da Arenoso, la rimessa e dei giocatori maglia gialla. Occhio, perché anche in questo caso si accendono gli animi con Arenoso e Messina. L'arbitro è lì a far calmare tutti. Solo un giallo finora per Mazzola, che però è uscito nella super giovane. Bertolino, c'è Diachite che cerca di proteggere il pallone, poi lo calcia però addosso a Russo. Nulla da fare qui per la super giovane. L'arbitro adesso parla con Marco Mineo, l'allenatore del Casteldaccia. Qualche protesta di troppo probabilmente. Sono partito da Roma, sono passato per Naglia, Di testa Pappalardo. L'arbitro fischia. Pennisi. Russo, largo da Arenoso che si è spostato a sinistra con Pennisi che ha preso il suo posto come centrale, mezzo alla difesa. Diachite, ultimo tocco da parte sua. La rimessa di Spampinato, colpo di testa di Ferrarese, l'alzata di Russo per Bisogno però. Spazio per Ficarra, sale, poi la lascia lì, se la dimentica. Un regalo per Pappalardo che trova Diachite contro 3 avversari. Si allarga nel frattempo Jantos, Diachite, sale anche Grandis in posizione regolare. La super giovane si perde un po' in questa azione. C'è fuori gioco di rientro per Grandis. A bacchetta ascoltadito, bella maiata, andiamo. Russo, Bisogno verso Sferruzza, un po' indietro rispetto ad Arenoso, ma si lascia andare l'attaccante del Casteldaccia che viene chiuso. Rimessa da buona posizione. Rimessa lunga. Lancio lungo sempre verso la testa di Sferruzza. Arriva Bisogno al limite. Diachite più di una sponda non può fare, ma guadagna comunque la rimessa
in gioco tramite punizione per la Super Giovane. La battuta di Arenoso verso Suarez in piena area. Suarez punta Spampinato, il tiro in diagonale, secondo palo, segna Giulio Pardo, ma c'è un'irregolarità fischiata dall'arbitro. In realtà no, il gol di Pardo, il terzo in maglia Super Giovane, 1-0 per la squadra di Bognani. Il gol dell'ex GLFC con Giulio Pardo. L'arbitro aveva segnalato qualcosa, poi Pardo ha avuto via libera per esultare davanti la sua gente. 1-0 verso la fine del primo tempo, il terzo gol con la maglia della Super Giovane Castelbuono per Giulio Pardo. La rimessa lunga di Suarez, ancora dalla sua zona, partita l'azione con il colpo vincente di Pardo verso il secondo palo. Occhio Monforte, ancora Pardo a lottare, si va a recuperare questo pallone per poco perché va a commettere fallo. Bisogno, apre subito Gambino, Spampinato la lascia lì, da Alfano, il recupero di Ferraresi, ancora la Super Giovane che vuole chiudere bene questo primo tempo, ancora Ferraresi in avanti, si inserisce Diachite, il cross non è per lui dall'altro lato, Pardo in acrobazia, l'ha voluto fare bello, in questa circostanza non è uscito, però gran tiro al volo, si sta divertendo insomma in questi ultimi minuti. Dentro il tempo di recupero per questo primo tempo, vedremo fino a quando si giocherà ancora. Il colpo di testa di Arenoso sempre verso Pardo è fuori. Chiede calma Bognani alla Super Giovane dalla panchina. Sferruzza di testa Pappalardo, c'è fallo su di lui, sembra essersi fatto un po' male. Il classe 2002, anche lui arrivato a stagione iniziata e finale del primo tempo a Mazzara del Vallo, 0-0 tra Mazzara e Fulgatore. Punizione Super Giovane con Arenoso, allontana Bertolino seppur di poco, ma c'è bisogno accanto a lui che può lanciare i compagni. Adesso Alfano, Messina risponde però. La Super Giovane Castelbuono in difesa, finisce il primo tempo dopo 2 di recupero, 1-0 per la Super Giovane Castelbuono, il gol di Giulio Pardo, il terzo con la maglia nero-oro, a chiudere una prima frazione di gioco in cui inizialmente il Casteldaccia si è reso più pericoloso, nonostante il maggior possesso da parte della Super Giovane, poi una chance grossa per parte, con Ferrarese prima e Sferruzza poi, addirittura una doppia chance in cui Fagone si è reso protagonista. Le salite da parte di Darling Suarez nella Super Giovane Castelbuono hanno portato al gol. Pardo sul secondo palo, a pochi minuti
dalla fine del primo tempo. Noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo qui sempre in diretta da Geraci Siculo per la ripresa di Super Giovane Casteldaccia. Amici di Sportisili, buon pomeriggio dallo stadio Gurrera di Sciacca di fronte. Unitas Sciacca e Don Carlo Misilmeri, gara valida per la seconda giornata del campionato di eccellenza Girone A. Concialdi, scodella verso l'area, Iraci anticipa Zummo, la palla finisce sul fondo di Giacomo Fricano. Gulino dietro a Concialdi che la scodella verso l'area, Balistreri con la sponda per Secan, l'uscita di Zummo e la palla che esce, il tentativo di Mario Secan finisce fuori. Concialdi vede Fricano, lo serve, palla a scavalcare poi per Gulino, area di rigore, Gulino, il cross, Secan non riesce ad arrivare, era tutto regolare. Sale anche Di Mercurio, fischia l'arbitro, se ne va a Concialdi, allora batte Iraci, una palla corta sul primo, pallone che rimane lì, il salvataggio sul tentativo di Secan, reclamano il calcio di rigore i giocatori dello Sciacca, ma attenzione al contropiede, Federico con Lucera, l'intervento a chiudere, sono due in barriera per Zoom a protezione del primo palo, fischia l'arbitro sulla palla Concialdi, Concialdi teso in mezzo, la deviazione, e palla che finisce in calcio d'angolo. Camilleri, fermato, Matera per Lucera, la palla passa, Lucera tu per tu con Di Salvo, spreca clamorosamente il gol dello 0-1 Raimondo Lucera. Nell'azione Concialdi, poi Balistreri, apertura panoramica per Fricano. Cross di Fricano che diventa un tiro e la palla sopra la traversa. Fischia l'arbitro. Conte passi Federico, guarda la palla, Pellegrino batte Federico, la palla sopra la traversa, controllo poi d'astuzia, la allarga per Fricano, Fricano al cross, c'è la deviazione, Balistreri controlla, rovesciata, blocca senza problemi Alessio Zummo. L'Unitas dentro la sua area di rigore, Don Carlo che manda a saltare 5 giocatori, c'è il fischio, parte Lucera, la smanaccia di Salvo e poi il tocco maldestro, Mercurio traccia per Iraci, zona tiro quella per lui, ci prova, la palla finisce sopra la traversa. Iraci, spalle alla porta, prova a girarsi, Camilleri dà una mano, il cross di Camilleri su Secan, scavalcato al pallone, poi la finta di Secan che lascia sul posto Ferrara, il cross, Balistreri e c'è il gol di Pietro Balistreri che sblocca il risultato, l'esultanza di Pietro Balistreri e poi la mitraglia, già battuto. Palla per Secan che va a puntare, Secan 1 contro 1, Secan le finte, Secan sul fondo, mette in mezzo, non arriva Iraci, arriva Gulino, ha salvato Zummo, poi 2 volte il salvataggio, Balistreri cicca, Iraci, è successo di tutto nell'area della Don Carlo Misilmeri, ma attacco ancora vivo, conclusione, palla in calcio d'angolo. Battuta di Zummo, cerca Pastorella, lo scontro, espulso Pastorella al 67esimo. Corre King, più veloce di Ferrara, Ferrara sul pallone, poi sbaglia e allora Secan calcia sopra la traversa, Mario Secan per la corsa di King, arriva Secan, lo attende King, lo serve Secan a tu per tu con Zummo sopra la traversa, errore madornale di Mario Secan. Di Mercurio, poi Mancuso,
Mancuso rischia e la perde. Allora attenzione alla ripartenza con King che può servire Sant'Angelo. Posizione regolare, Sant'Angelo calcia malissimo e palla sul fondo. E per l'arbitro basta così. Vince l'Unitas Sciacca 1-0 contro la Don Carlo Misilmeri. Decide il gol messo a segno da Pietro Balistreri in avvio di secondo tempo. Vittoria meritata per la squadra di mister Lillo Bonfatto, che oggi in panchina non c'era. Esordi contrastanti, ambizioni diverse, il San Giorgio accaccia la seconda vittoria quest'oggi davanti ai suoi tifosi. Empedoclina che è chiamato a una grande prova di forza. Dall'impianto sportivo Licauli di Piani Albanesi, San Giorgio Piano Empedoclina. Amici di Sport Sicily, buon pomeriggio a Fico Aldarella, seconda giornata del campionato di promozione Girone A. Allora serio. La terzata, alza la testa, grande palla per il taglio di Gallo, posizione irregolare però. Gallo aveva messo dentro, il pubblico esulta, ma è arrivato con netto anticipo la segnalazione del direttore di gara. In area di rigore Gallo che prova a rientrare sul mancino, cerca un compagno, rientra sul destro, ancora Gallo, si allarga, mette il pallone dentro. In realtà diventa un tiro con la respinta di Scannella, calcio d'angolo per San Giorgio Piana, col sinistro a rientrare. Pallone teso in mezzo, arriva in allungo probabilmente Fabio Caio che non ha colpito, poi Giovenco rispedisce il pallone in aria, ha lasciato sfilare Scannella, trova il collega con la 11, Gallo si accentra dentro, il pallone interessante per Serio, ha svirgato San Filippo, Serio in aria, alza destra, cross in mezzo, colpi di testa di Ciancimino, pallone alto sugli sviluppi di una punizione. No, Ciancio! Qui ha sbagliato San Filippo, palla persa, Ciancimino dentro per Serio, che ha un'occasione d'oro tra i piedi, la più ghiotta per ora. Rinvio per Cariotto, interessante. Yubua all'indietro, male, diventa un assist per Cariotto, errore di Yubua. Cariotto deve tenerla in campo, frena, la tiene in campo, Cariotto! La palla è uscita. Polito vuole calciare direttamente in porta, pallone che non scende. Ancora una volta però si sbaglia nei 20 metri per il San Giorgio, ma si sbaglia anche lì. Luca Zambito ha fatto la rimessa velocemente, Ciancimino prende la traversa, ha conto benissimo i rimbalzi, lo ferma in legno, ancora San Giorgio, Cariotto 1-2 con Serio, Scannella ma c'era fuori gioco. Va Serio, morbido! E la palla esce di un nulla, l'ha fatta scendere benissimo. È sboccata ottimamente per il 3 che non vuole affondare la corsa. Allora Serio prova a calciare dopo che si è centrato, palla larga. Pietro si occupa di far ottimizzare i tempi qui, Caio a vuoto e c'è Tormina davanti a Belmonte, la finta lo salta, Tormina con la porta vuota, palo, ci ha messo la mano Belmonte, incredibile, si è fatto anche male l'estremo difensore della San Giorgio Piana che ha fatto una parata incredibile. Cuccia vince questo duello, poi con l'esterno anda in porta Serio, in aria Serio, rimontato a Musa, la porta avanti Serio che mette il palo in mezzo, arriva Cariotto su una palla che sembrava morta, il San Giorgio va avanti, assist di Serio e arriva sotto misura Davide Cariotto che va a esultare sotto i suoi tifosi perché è un gol pesante, non si è accorto che sta arrivando Serio alle sue spalle. 7 alla fine, eventuale recupero, Cariotto, gran controllo andato via, Cariotto! Ancora, sempre Davide Cariotto, una macchina da gol e 2-0 per il San Giorgio Piana su un altro buco difensivo e Cariotto che segna la seconda doppietta consecutiva. Montoro, Serio col cambio gioco. Zummo, ottimo controllo, ottimo dribbling, grande spunto di Zummo che voleva un super gol per chiudere in bellezza. Che va al cross, scalcolo duro, scalcato Cannella, la palla è ancora buona. La mette per legge uscita. E fischia 3 volte il direttore di gara. Il San Giorgio batte l'Empedoclina 2-0 in una partita complicatissima, sofferta tanto nel primo tempo quanto nel secondo, fin quando non c'è stata svolta la partita col gol di Cariotto che poi ha raddoppiato e chiuso la partita.
Secondo tempo di Super Giovane Castelbuono Casteldaccia e l'andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana 1-0 dopo il primo tempo, il gol di Giulio Pardo nel finale di frazione, il terzo con la maglia della Super Giovane Castelbuono, lui che è arrivato in estate dal Gela FC, un primo tempo in cui la Super Giovane ha tenuto di più il possesso palla, anche se ad essere pericoloso per prima è stato il Casteldaccia. È stato determinante Fagone su Sferruzza, poi una grossa chance per parte e alla fine il colpo sul secondo palo di Pardo a mandare avanti la Super Giovane Castelbuono. Facciamo un recap delle due formazioni: Super Giovane in maglia e pantaloncini gialli, Fagone in porta, 3-5-2 per Angelo Bognanni, con Ferraresi Pennisi che ha preso il posto di Mazzola e Arenoso a comporre la linea difensiva. Centrocampo Suarez, Iantus, Russo, Riccardo Pappalardo e Grandis. La coppia d'attacco è formata da Pardo e Diachite. A disposizione c'è Fernandez per la porta, poi Guarnieri, Marrone, Belecco, De Nadal, Dispensa, Franchelli e Todaro. Il grande assente è Torres Martinez, ha un problema all'adduttore, non viene rischiato oggi da Bognanni, non è stato neanche convocato. Nulla di grave, deve essere comunque al meglio per la Super Giovane vista dalla sfida di domenica contro l'Accademia Trapani. Per quanto riguarda invece il Casteldaccia in maglia e pantaloncini granata, il 4-3-2-1 di Marco Mineo, Marra in porta, in difesa Ficarra, Bertolino, Monforte e Spampinato, a centrocampo Gambino, Bisogno e Messina, Alfano e Fuschi, dietro l'unica punta Sferruzza, a disposizione c'è Cascione per la porta, poi Presti Giacomo, Armanio, Abate, Cardinale, Monti, Scarpinato, Agnello e Presti Filippo. Lato Casteldaccia i grandi assenti sono Megna, anche se lui è assente già da un po'. Non c'è Velardi, anche Presti Giacomo è sì in panchina ma non è al meglio. Si stanno giocando ovviamente anche le altre partite di questi ottavi d'andata della Coppa di Eccellenza, con l'1-1 tra Don Carlo Misilmeri e Athletic Palermo. Al vantaggio esterno di Mendola ha risposto il pareggio di Lucera. Vantaggio esterno della Pro Favara in casa dell'Unitat Sciacca, 1-0 il gol di Retucci. Ancora 0-0 tra Mazzara e Fulgatore, queste le squadre del girone A. In contemporanea ci sono anche le partite per quanto riguarda le squadre del girone B, coppa che viene sempre divisa tra le squadre del girone A e del girone B, quindi è come se questo fosse un quarto di finale all'interno del girone. L'abbinamento intergirone tra girone A e girone B avviene in finale. Fagone
Riparte da dietro la super giovane. Pennisi chiede aiuto. Il passaggio per Arenoso. Russo per Ferraresi. Di nuovo dietro da Salvatore Fagone. Colpo di testa. C'è il fuorigioco. Punizione battuta dal Casteldaccia. Zicarra. Fuschi. Pallone verso l'interno in mezzo a due. Alla fine la super giovane riprende a far girare il pallone. Grandis dietro per Ferraresi. Pallone in fascia per la squadra di Bognanni. Ferrarese evita bisogno. Gira tutto nella zona di Pappalardo. Pardo. Ancora Pardo. Con il cross ottiene la deviazione. Dai Ale! Dai Ale! Dai Ale! Batte Grandis. La rimessa laterale si avvicina a Iantus. Grandis preferisce servire Arenoso. Il cross in mezzo dell'argentino verso Suarez, che la tocca ma non la può indirizzare verso la porta. Buonissimo impatto per Darling Suarez, classe 2004 spagnolo, debutto da titolare con la maglia della super giovane. Si è proposto tanto, è salito varie volte lungo la fascia di destra nel corso del primo tempo. Occhio all'uscita, palla al piede di Bertolino, subisce fallo, si salva così. Uno degli ex di questa partita. Assieme a lui Bertolino, Prosti Giacomo, Megna, Abate e Cardinale per quanto riguarda la Polisportiva Castelbuono, la Polisportiva Castelbuonese, insomma altre squadre che ci sono state nel comune di Castelbuono. Ex super giovane invece è Sferruzza, il più pericoloso, dato granata nel primo tempo. Diachite adesso, gioco di gambe, mette fuori in un attimo Monforte. Centrato, qua solo e qua c'è proprio campo. Lancio lungo di Arenoso verso Pardo, mette giù, riesce a servire Grandis, cross strano, più un cambio di gioco, anche se la posizione era favorevole per un cross, bisogno, perde il possesso, Pappalardo e Semarra. Pronti due cambi intanto nel Casteldaccia. Mineo vuole dare una scossa alla partita, esce Fuschi, esce anche Alfano. Entra Cardinale al posto di Gambino. Ed è entrato anche Abate.
al posto di Fuschi. Occhio a questo pallone che scorre, lotta Abate lì, poi l'intervento falloso su Suarez, appena entrato Abate a commettere il fallo. Per lui 20 presenze nella Polisportiva Castelbuono in eccellenza nella 17-18. In quel gruppo assieme a Megna. Stavolta la punizione è dall'alto opposto rispetto a quella precedente. Viene chiamato lo schema. Parte Jantus, quella zona di campo. Alla fine a calciare è andato il solito Arenoso, abbastanza fuori il tiro. Messina e Abate sono gli interni di centrocampo nel Casteldaccia. Cardinale e Alfano a sostenere Sferruzza. Grandis verso Pardo, stacolato da Ficarra che recupera. Il lancio però finisce su Russo che la serve di testa a Pardo, finisce giù. L'autore del gol, non c'è nulla. Russo morbido, voleva Diachite, ma nulla da fare. Ancora Riccardo Pappalardo, allarga Grandis, cross in mezzo, è molto bello verso la testa di Suarez che ha cercato anche di conquistare il calcio di rigore. Russo insiste, la super giovane. C'è stato per il fischio da parte dell'arbitro. La battuta con la risposta di testa da parte di Ferrarese, passaggio che non c'è da parte di Pardo. E allora Monforte dietro da Spampinato, Sferruzza non la prende di testa, prima di lui Pennisi. Rimessa stavolta per il Casteldaccia. Spampinato lungo la fascia, Ferrarese chiude, Sferruzza. La squadra di Mineo avanza piano piano e a bordo campo nel frattempo prepara il terzo cambio. Pronto ad entrare Fabrizio Monti. Rimessa lunga, Ferrarese di testa anche se rimane lì. Sferruzza l'aspetta con la spalla il passaggio. Russo allontana in qualche modo. Bisogno verso l'esterno. Cross troppo sul primo palo, finisce fuori. Si va con il cambio nel Casteldaccia. Esce Messina, al suo posto Fabrizio Monti. Sia lui che Sferruzza in attacco, lui che ha segnato 40 gol con la maglia del Casteldaccia. L'ultimo, quello decisivo contro l'Aspra in trasferta, proprio per arrivare a questa sfida. È stato protagonista
nel salto in eccellenza 2 stagioni fa in promozione. Ha segnato anche nello spareggio contro la Torrenovese in quel 3-2 di Gangi. Pedina abbastanza importante per questa squadra. Buona l'annata l'anno scorso anche in eccellenza. Adesso si appresta alla terza stagione. Attenzione al cross in mezzo, ancora lui! Ancora Giulio Pardo! Stavolta ne ha fatti 2! 2-0, super giovane Castelbuono! Sempre con Giulio Pardo! Quarto gol con la maglia nero-oro per Giulio Pardo, di testa a battere Marra, il raddoppio della squadra di Bognanni. Gli applausi dalla tribuna del Trinità per l'ex GLFC. Si gode il momento, si gode la presenza da titolare e fa 2-0. Oppa! Oh! Ci stiamo accattando qua. Un po' di proteste da parte di Monforte verso l'arbitro. Si riparte con il 2-0 a favore della super giovane Castelbuono. Il gol, la doppietta di Giulio Pardo. E adesso il Casteldaccia richiama sempre di più Monti nel cercare di ribaltare un po' questa partita, anche se c'è da considerare anche la gara di ritorno in programma tra 2 settimane al Fiorilli. Allo stesso tempo però segnare almeno un gol in trasferta può rivelarsi importante, perché la regola c'è e si può rivelare fondamentale. Il cross di Grandis sopra la traversa. Si fanno sentire anche di più i tifosi della super giovane arrivati oggi. Geraci Siculo, altro cambio per Mineo, è il quarto al 63esimo. Voglioso di cambiare un po' questa partita. Entra Scarpinato. Al posto di Ficarra. Anzi no, Ficarra in campo. Eccolo Monti in area di rigore, scivolata perfetta di Arenoso. Si finisce giù, si continua nonostante tutto. È uscito Spampinato alla fine nel Casteldaccia.
giù Scarpinato, Bisogno cerca il tiro da fuori, lotta Cardinale ma c'è il recupero di Suarez, fermato irregolarmente dal nuovo entrato Scarpinato, si va a prendere il giallo. Tutto ok? Dunque Castellaccia che ha fatto entrare Abate, Cardinale, Monti e Scarpinato. Super giovane che ha cambiato soltanto una figura con l'ingresso di Pennisi. Grandis stordito un po' da Cardinale. Arenoso chiama i compagni, nello specifico Suarez, la sponda verso il centro a cercare Diakite, pallone sul fondo. Il rinvio di Marra, di testa all'indietro Bisogno, pallone che arriva nella zona di Monti, palleggio e aggancio ancora Monti, deviazione, calcio d'angolo conquistato dall'attaccante del Casteldaccia. Alla battuta Cardinale, Casteldaccia che adesso ha qualche titolare in più in campo. Cross sul primo palo, Pardo allontana e si mette anche Russo a contribuire. Passaggio di Ficarra per Cardinale, evita così Jantus, poi riesce il passaggio per Alfano che la mantiene giù. Non c'è fallo da parte di Arenoso. L'arbitro comunque ha concesso la rimessa laterale alla super giovane. Bognani che sta preparando un cambio. Pardo, pallone lasciato lì. Cardinale lotta con Scarpinato, l'arbitro interviene, rosso diretto a Cardinale, Casteldaccia in 10, l'espulsione per Cardinale. Comportamento irregolare secondo l'arbitro, il rosso diretto per il centrocampista del Casteldaccia che chiede spiegazioni a Federico Di Carlo di Palermo. Per i Granata la questione si complica ancora di più. Arbitro con Nutello. No, non ti dice Nutello. Sì che dà la coccoletta. Sei riuscito a far incattivire la partita, grande! Casteldaccia in 10, l'espulsione di Cardinale
non vogliamo regali, Adesso viene allontanato anche Domineo. Ha cercato il giocatore della Castellaccia di chiedere spiegazioni anche al guardalinee. Nel frattempo si è rialzato Pardo da terra. Prima il cambio per la super giovane. Esce Russo. Buona la sua partita. Al suo posto entra Marrone. Dentro l'ex città di Acicatena, allenato anche lì da Angelo Bognanni. Ancora non ci va perché c'è un altro cambio stavolta per il Casteldaccia, l'ultimo. Ci sono minuti a disposizione anche per Alessandro Agnello, classe 2004, prende il posto di Sferruzza, Mineo che esaurisce i cambi. Marrone riceve il primo pallone della sua partita, occhio al rischio che si prende Fagone, il passaggio per Ferraresi, un attimo di sbandamento per il classe 84, la super giovane di già dall'altro lato il colpo di Grandis, Pardo di ritorno non perfetto per Grandis. Arenoso, Marrone, Jantus, di nuovo giù da Federico Arenoso con il no look per Pennisi. Fagone, spavento poco fa per tutto l'ambiente super giovane, il colpo di testa, il tocco per Pardo, avanti la squadra di Bognani, Diachite davanti la porta, fermato da due avversari, ci prova anche Suarez, il gol al debutto per Darlin Suarez, una prestazione da sogno coronata con il gol del 3-0 per il classe 2004, il primo gol in Italia per lo spagnolo. Certo, un po' fortunato, ma alla fine l'ha messa dentro comunque. E questo è un grosso segnale per Bognani in vista delle prossime giornate di campionato, perché questo ragazzo ha dimostrato tanta personalità. Adesso va a segnare anche il gol del 3-0, Darlin Suarez. Ficar, lancio lungo, Monti, nulla. Doppia beffa in pochissimo tempo per il Casteldaccia, il rosso a cardinale in più, il 3-0 segnato da Suarez. Jantus più spensierata, la super giovane Castelbuono. Tunnel di Alfano si prende la rimessa.
Ferrarese, una sorta di Veronica, poi intervento falloso da parte dello stesso brasiliano, secondo l'arbitro, giallo. Lancio lungo di Marrone, c'è fuori gioco. Giumonti, punizione per il Casteldaccia. Occhio a Ficarra, largo a destra, solo. Più tempo si perde, più si perde a sua volta la possibilità di servirlo. Alfano disturbato da due avversari. Alfano continua a lottare. Monti la mantiene lì, c'è Marrone in zona, poi Alfano da fuori, Fagone la prende ugualmente, la vuole prendere ugualmente, sarebbe finita fuori in ogni caso. Ferrarese, passaggio rischiosissimo. Arenoso, lancio lungo verso Diakite e Semarra, il tocco sotto di Diakite, finisce fuori. Ha avuto la chance anche Diallo Diakite, non ha visto perfettamente la porta. Ha pareggiato l'unità Sciacca contro la Pro Favara, il gol di Benny Raci, 1-1. E cambio nella super giovane Castelbuono. Esce Pardo, il man of the match di oggi. Doppietta, la prima con la maglia della super giovane. È arrivato già a quota 4, ha raggiunto praticamente Torres Martinez nella classifica marcatori interna della squadra. Al suo posto entra Dispenza. Non cambia nulla, un attaccante per un attaccante. Ficarra, serie di palleggi ma manda fuori. Diakite vicino al 4-0 poco fa. Il recupero di Agnello. Ma la super giovane ha subito fallo. Super giovane un po' con la testa alla prossima partita. Sempre qui alla Santissima Trinità contro l'Accademia Trapani. Praticamente la terza di fila in casa, considerando anche quella in cui ha pareggiato per 0-0 contro la Folgore Castelvetrano. Casteldaccia che invece si dovrà rifare assolutamente, anche se sarà difficile in casa dell'Athletic Palermo sabato a Terrasini. Inizio di campionato
abbastanza negativo con 2 sconfitte su 2. Avversari difficili da affrontare come Misilmeri, Nissa, adesso c'è anche l'Athletic. Oggi un po' si poteva vedere qualcosa di diverso, ma c'è di mezzo anche il turnover che bisogna anche effettuare poi per la partita di Coppa, a maggior ragione. Partita che ormai diventa a senso unico, con la Super Giovane che gira soltanto in difesa il pallone. L'attacco di Scarpinato, poi l'intervento pericolosissimo di Ficarra. L'arbitro gli dice piano. Altro cambio nella Super Giovane. E adesso Bognani spezza i ritmi. Esce Diakite. Pallonetto per lui che ha sfiorato il palo a tu per tu con Marra. Non ha trovato la porta, questa è la sua grande chance. Entra al suo posto Gianluca Codaro, italo-tedesco, al debutto con la maglia della Super Giovane. Non ancora ufficializzato, assieme allo stesso Diakite, però regolarmente tesserato dal club Madonita. Si cerca la testa di Dispenza, che compone di conseguenza il tandem offensivo con Todaro. Entrambi aiutati da Darling Suarez lungo la fascia di destra. Pennisi attaccato da Scarpinato, marrone. Agnello si mette lui in mezzo, Agnello recupera, ne esce fuori da una situazione pericolosa, poi colpisce praticamente in faccia Pennisi, pallone che ritorna tra le file Granata con Bertolino attaccato da Pappalardo, recupera la Super Giovane, prova il passaggio di Spenza, spazza tutto Abate, la prende quasi con la schiena Agnello, esce Fagone. Sbaglia Iantus, allora bisogno per Monti, guarda la porta, è difficile, trova però un angolo l'attaccante del Casteldaccia. Battuta corta, Abate, salta Iantus, cross morbido in mezzo, Grandis di testa lontana, anche Ferraresi così. Si ritorna da Ficarra, lancio lunghissimo, se la chiama Salvatore Fagone, che di controbalzo vuole lanciare Todaro, la prende Bisogno. Che si è scambiato momentaneamente la posizione con Monforte. Adesso tutto ok, tra i due, con Monforte che ritorna dietro assieme a Bertolino. Cartellino giallo per Abate. Partita più nervosa nel secondo tempo. Ricordiamo Casteldaccia in 10 per l'espulsione di Cardinale prima del terzo gol della Super Giovane.
Bisogno in mezzo, Ferrarese allontana al volo, voleva il tiro Scarpinato, lotta Agnello, recupera la super giovane. Jantus supera Bisogno, si allarga Todaro, ancora Jantus, cerca di fermarlo Scarpinato. Jantus, Agnello lo disturba, poi ci pensa Reynoso a lanciare Gianluca Todaro, che però se la trascina fuori. Ancora Todaro, Monti stavolta a fermarlo. Abate, il cambio di gioco nella zona di Agnello, il recupero di Grandis che finisce a terra. Non pianto, se fa male pianto. Sì. Lui sarà fuori. Solo Ricky. Non fermo la linea. Pappalardo, Grandis di nuovo dietro. Super giovane Castelbuono che non si intende qui. Il passaggio fuori di Pernisi. Ficarra batte la rimessa. Nulla da fare per Scarpinato. Enesimo recupero da parte della super giovane Castelbuono, che per la prima volta a questo punto in 4 precedenti batte il Casteldaccia. Dopo le sfide in promozione, nel frattempo Ferrarese supera la grande un avversario, cross in mezzo, va a diventare quasi un tiro. Super giovane che tra l'altro qui a Santissima Trinità, in attesa delle failla, aveva giocato 3 volte, ha sempre pareggiato. Questa qui è la prima vittoria. Considerando lo 0-0 con la Folgore, il 4-4 in Coppa ai 16esimi di ritorno con il Geraci, e anche lo 0-0 nella semifinale d'andata della Coppa di promozione dell'anno scorso contro la RSC Riposto. Occhio alla presa di Marra con l'attacco da parte di Todaro. Il rilancio, nessuna possibilità per Alfano. Ultimo cambio della partita e per la super giovane esce Suarez. Grande debutto per lui in Italia con la maglia della super giovane Castelbuono. C'è il debutto stagionale per Giovanni Guarnieri, tra i pochi confermati rispetto alla scorsa stagione. No, il gol è la conigliera. Mario!
Monti di testa, risponde Guarnieri. Rimessa guadagnata da Abate. Monti. Punizione guadagnata dalla squadra di Mineo. 2 minuti di recupero. Batte Bisogno. La battuta verso il secondo palo di testa, il colpo di Monforte per Fagone. Lancio profondissimo. Non c'è il colpo di Bertolino. Todaro non evita Marra. Non lo scavalca il portiere del Casteldaccia, che ha coperto questa soluzione della super giovane. Ancora Gianluca Todaro. Guarda la porta, preferisce allargare per Marrone. Il cross sul secondo palo verso Guarnieri. La prende per poco. È rimessa dal fondo per il Casteldaccia. Bertolino. Ficarra. Il passaggio per Agnello. La chiusura ottima di Federico Arenoso. Sia lui che Grandis hanno avuto interventi a favore di questo tipo in grandi quantità. Alfano dietro. Il Casteldaccia vorrebbe almeno trovare il gol in trasferta, che potrebbe essere fondamentale in caso di vittoria al Fiorilli per 2-0. Bisogno subisce fallo nel momento del lancio. Lo ha commesso Marrone. Battuta da rifare. Minuti di recupero sembrano essere aumentati a 5. Batte Bisogno. Fuori. Marrone lotta contro Bisogno. Il pallone di Scarpinato. Marrone in anticipo. Senza fallo qui. Avanza allora il Casteldaccia. Monti gira tutto. Colpo di testa di Guarnieri. Allontana Jantus. Arbitro fischia adesso. Ha vinto la super giovane 3-0 al Casteldaccia in questa andata degli ottavi della Coppa di Eccellenza Siciliana. Un largo vantaggio in vista della gara di ritorno, in cui il Casteldaccia dovrà fare 4 gol per poterla ribaltare. In casa le reti con la doppietta da parte di Giulio Pardo, salito a 4 gol con la maglia della super giovane Castelbuono, agganciando Torres Martinez. Il super giovane non ha bisogno di lui, almeno per questo pomeriggio. Comunque lo hanno dimostrato sia i gol di Pardo, ma anche la rete, la terza di questo pomeriggio di Darling Suarez.
La super giovane Castelbuono festeggia con i propri tifosi dopo questo 3-0. Giulio Pardo che va a salutare l'infortunato Santino Pappalardo. Gli altri suoi amici. Super giovane che tornerà in campo sempre qui al Trinità domenica contro l'Accademia Trapani. Calcio d'inizio alle ore 15:30, mentre il Casteldaccia cercherà di rifarsi in casa dell'Athletic Palermo d'anticipo sabato sempre alle ore 15:30. È tutto dal Trinità, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.